Abbiamo visto delle immagini nei telegiornali, sui social, di Venezia con i canali all'asciutto. Sembrerebbe che il mare si sia ritirato. In realtà, in questo caso, poiché il processo a Venezia è il contrario di quello che si osserva, è di risalita del livello del mare, al momento questo ritiro dal mare è legato semplicemente a motivi atmosferici. Abbiamo un'alta pressione molto importante in questo periodo, come tutti sappiamo, l'alta pressione africana che risale lungo la penisola, che causa ovviamente l'abbassamento del livello del mare e il prosciugamento dei canali. Ma non ci illudiamo, il processo in generale, nei tempi sia geologici che anche antropici, è quello della risalita del livello del mare, con millimetri l'anno, misurati ultimamente con varie tecniche, legato allo scioglimento dei ghiacciai artici e antartici. Questo è un processo che purtroppo andrà avanti nei secoli. Si è previsto, per esempio, che nei prossimi 100 anni il livello del mare risalirà di circa 1 metro, nelle previsioni pessimistiche, mezzo metro in quelle più ottimistiche, e quindi ovviamente una città come Venezia ne soffrirà. Abbiamo anche un'altra area che sembrerebbe emergere rispetto al livello del mare, che è quella dei Campi Flegrei, in particolare il rione Terra dei Campi Flegrei vicino Napoli, dove sicuramente è stata identificata la presenza di una camera magmatica sotterranea a una decina di chilometri. Questa camera magmatica emette dei gas. I gas, una delle spiegazioni è che i gas trasformano l'acqua presente nelle falde in vapore, e questo fa sollevare la terra emersa. Altri la spiegano con la spinta del magma all'interno della camera magmatica. In generale, comunque, il processo a cui si assiste negli ultimi 50 anni è quello di un sollevamento della terra emersa addirittura di 3,5 metri a partire dal 72 a oggi. 3,5 metri che sono stati misurati in particolare in un monumento, il Serapeo, e su cui si possono identificare i livelli del mare nel tempo, e addirittura abbiamo dei fori di litofagi, che sono degli organismi che forano il calcare, si addentrano, i cosiddetti datteri di mare, che in questo momento stanno a circa 3,5 metri di altezza nelle colonne del Serapeo. E il processo qui è di tipo geologico, anzi vulcano-tettonico per la precisione, dovuto appunto alla presenza di una camera magmatica. Ripeto, però, in generale nel Mediterraneo il processo, ma in tutto il mondo, sulla Terra, il processo in atto al momento è quello del sollevamento del livello del mare dovuto allo scioglimento dei ghiacciai ai poli, e anche i ghiacciai ovviamente delle nostre montagne, come le Alpi, l'Himalaya e tutte le montagne presenti, le grandi catene montuose presenti sulla Terra, come la Cordiera sudamericana, eccetera. Purtroppo stiamo assistendo al ritiro dei ghiacciai, l'acqua dolce va a finire attraverso i fiumi a mare, e il mare risale lentamente, ma risale, molto lentamente, ma risale, e nei prossimi 100 anni, appunto, come dicevo prima, la simulazione è quella di 1 metro, 1,5 metri nei modelli più pessimistici, e mezzo metro in quelli più ottimistici, di risalita del livello del mare, che causerà ovviamente dei problemi nelle città costiere, come Venezia, per esempio. Posso aggiungere che questi dati sono stati calcolati, sono stati determinati da un organismo che è l'IGCP, che è l'International Global Change Panel, che appunto si occupa, è un insieme di scienziati di tutto il mondo che si occupa proprio di determinare i cambiamenti climatici e queste variazioni anche del livello del mare a livello globale.